da alcuni mesi che si sente solo. È stato poco tempo dopo che ha perso il lavoro. Un mix di stress, di frustrazioni ed amarezze gli ha allontanato quasi tutte le vecchie amicizie. In fondo lui sperava di poterci abituare, ma non ha calcolato un particolare. Mancano 3 giorni e si ritrova con la prospettiva di passare da solo Capodanno del 2000. Asia ha 30 anni e lavora ormai da 9. Vuole passare di grado e rientra sempre tardi a casa. Nessuno più la chiama, non ne vale più la pena. E Asia è sempre sola, ma non ritiene sia un problema. In fondo lei sperava di poterci abituare, ma non ha calcolato un solo fatto grave. Mancano 2 giorni e si ritrova con la prospettiva di passare da sola a Capodanno del 2000. Non sono un vero criminale, perché solo a me stesso che io faccio del male, ma sono vivo e sono qui. Vieni a prendermi, che altro si suppone che io dica quando fuori è il fottuto Capodanno del 2000.